Molti di voi si domanderanno cos'è questo coso qui che si sta muovendo. Noi siamo a Tisoi, vicino a Belluno, siamo in un'azienda agricola, vedete un allevamento, qua un allevamento ovviamente di vacche da latte, e questo signorino qui, questo robot, altro non fa che spingere in avanti il mangime in modo tale da permettere alle vacche di essere sempre alimentate. Questa è una delle innovazioni che arrivano in agricoltura e peraltro liberano per certi versi l'imprenditore agricolo dalla maledizione, se volete, della sua quotidianità. Di questo e altro vi parleremo oggi, ovviamente anche ambiente. Qua ci sono le bellissime montagne bellunesi. Sigla. E mentre viene caricato il letame sul trattore, che poi dopo il letame che finisce ovviamente sui campi, vero Gabriele? Sì, sui campi, per preparare i campi, per dopo la ratura e successivamente la scemmina. Loro, proprio sulla misura 121 del programma di sviluppo rurale, hanno avuto un finanziamento per l'acquisto di un robot innovativo, veramente innovativo, molto bello, che un po' rivoluziona per certi versi l'attività in azienda. Sì, svincoli dall'obbligo di essere in azienda a determinati orari. Te arrivi e trovi le mucche già munte. Allora, cosa fa questo robot? Questo robot munge le mucche, munge 24 ore su 24 le mucche e le vacche da latte, e ti permette di poter stare in campagna e quando arrivi a casa trovi in pratica le mucche già munte. Però non basta, poi il robot fa anche la campionatura, manda messaggi se qualcosa non funziona. Esatto, e la vacca è controllata ogni giorno, dà una serie di informazioni se la vacca è in calore, se la vacca sta bene, che attività ha svolto, se ha mangiato tutto il mangime o se è stata coricata. Ecco, allora tante cose, scusa se ti interrompo perché voglio dire una cosa importante, poi voi dopo con questo latte, voi qua a pochi chilometri voi avete il caseificio, lo trasformate? Noi lo trasformiamo in formaggio, noi facciamo principalmente formaggio tipo Montasio e poi ci sono le varie stagionature. Per chiudere il reddito che cosa vi siete inventati? Noi 2 anni fa abbiamo acquistato una gelateria a Belluno, nella prima periferia di Belluno, e una piccola parte del nostro latte viene lavorato e trasformato in gelato. Un gelato ancora artigianale fatto con materie prime, uova, zucchero e latte. Grazie a Gabriele Darold. Adesso noi non ci muoviamo, restiamo in provincia di Belluno, andiamo a parlare di questioni dei consumatori, andiamo a Limana. Il prossimo PSR continuerà a incentivare il ricambio generazionale in agricoltura. 100 milioni sono le risorse per l'intervento 611, insediamento di giovani agricoltori nella proposta di PSR Veneto. Le graduatorie del bando per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, approvate il 12 novembre, sono disponibili sul bollettino ufficiale regionale e sul sito di Avepa www.avepa.it. Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole è l'intervento 6.4.1 contenuto nella proposta di PSR Veneto, che prevede 35,5 milioni di euro. Eccoci qui, amiche e amici, a parlare ancora una volta di tutela del consumatore. Per farlo quest'oggi siamo arrivati in provincia di Belluno, esattamente a Limana. Nella provincia di Belluno, pensate, si produce l'80% dell'occhialeria che viene venduta e distribuita nel mondo. Ma qui parliamo anche dei problemi che riguardano gli occhiali, ma ahimè i danni che gli occhiali potrebbero provocare qualora il prodotto non appartenesse a quella percentuale a cui lei ha fatto riferimento adesso. Lei ha perfettamente ragione e ha toccato il tasto dolente della situazione.
Noi oggi siamo, non dico invasi, ma c'è una grandissima percentuale di prodotto cosiddetto contraffatto. Il consumatore purtroppo è spinto dall'aspetto economico, no? A comprare un prodotto che sembra bello, sembra, no, funzionale, sembra simile all'originale, però simile non lo è proprio. In realtà fa anche danno, diciamolo pure. Fa danni perché potrebbe avere le lenti che non sono adatte e quindi provocare danni notevoli alla vista. Potrebbe essere fatto in materiale che rilascia delle sostanze che creano allergie, creano danni alla pelle e quant'altro. Adiconsum rappresenta naturalmente il nostro avvocato, anche questa volta ho chiesto aiuto perché il problema può diventare veramente serio. Assolutamente sì, specie appunto come si sottolineava all'inizio nella nostra provincia, che è un po' la madre della produzione dell'occhiale di qualità. Effettivamente anche l'impegno dell'associazione con le associazioni di categoria negli anni scorsi è stato quello di cercare di individuare alcune regole base che possono aiutare il consumatore in questa scelta che al di là degli aspetti estetici e di brand, che sicuramente condizionano un po' ciascuno di noi quando andiamo a scegliere il nostro occhiale, diventa anche una scelta di salute, perché effettivamente gli effetti fisici che la contraffazione può dare in alcune situazioni ad alcuni consumatori sono effettivamente rilevanti. Avvocato, io la ringrazio come sempre per i suoi consigli utili, grazie Presidente, invece con lui abbiamo parlato di qualità, tenetelo a mente mi raccomando. Adesso noi ci fermiamo qui, la linea passa al nostro Mimmo Vita e quando ci ritroveremo, vi assicuro, vi porto in un posto da favola. L'inquadratura vi fa capire, grazie della linea, che noi siamo scesi dal monte. Questo era il Monte Serva, dietro di noi Villa Montalban Fulcis, anzi Fulcis Montalban. Qui a sinistra, alla mia sinistra, il Monte Dolada. Siamo a Belluno, questo è il comune di Belluno e siamo anche nel territorio dell'Unione Montana bellunese e in particolare Montana Belluno Ponte nelle Alpi. Tante sono unioni ormai? E la maggior parte della provincia si sono trasformati in unione. Stiamo lavorando insieme ai due comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi con questa nuova realtà che più ha il controllo stringente e più lavora in maniera organica. Però bisogna trovare soldi per il territorio e qui li avete trovati attraverso il GAL e il programma di sviluppo rurale per fare cosa? Per intanto mettere in sicurezza uno dei beni più preziosi di proprietà del comune di Belluno. Questa villa Montalban è una villa costruita nel 600 da una delle famiglie storiche di Belluno, la Fulcis Miari. L'amministrazione comunale da anni ha messo in campo dei progetti per destinarla a funzioni di carattere ricreativo, tempo libero, sportive, ma anche per promuovere i prodotti del nostro territorio. Sandro De Valle, Mulino Rio Salere. Rio Salere è un mulino che si trova in territorio del comune di Ponte delle Alpi e si trova vicino alla digressione M, quindi si collega con il sentiero che abbiamo recuperato sulla misura 313. Questo mulino era fatiscente, siamo riusciti a recuperarlo con tutte le attrezzature, quindi potrà essere sede di attività didattiche per far conoscere quella che era l'attività rurale di un tempo. E questi sentieri poi si ricollegano a una rete più ampia? Questa digressione M è praticamente il collegamento del cammino delle Dolomiti e permette di collegare direttamente i pellegrini che scendono dal Cadore con la città di Belluno. Ora pellegrini non sono più, non sono pellegrini nel senso veneto della parola, adesso sono turisti. Sì, i camminatori. Sì, perché pellegrino ha anche un altro significato. Allora c'è un parco nazionale bellissimo in provincia di Belluno, il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, sede a Feltre e noi andiamo a Feltre. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Caro Mimmo, so che in questo momento tu mi invidi e credo mi invidieranno buona parte dei telespettatori. Guardate dove mi trovo, questo è veramente un paradiso naturale. Mi trovo all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, sono accanto a Gianni Polognato che è un tecnico dell'ente
Ma sto sognando o sono destro, come si dice? È tutto realissimo, è una cosa che ha fatto da sola la natura e che grazie a un piccolo percorso che è stato attrezzato è avvicinabile da tutti, sostanzialmente da tutti. Gianni, mi aiuti a capire. Allora, a 600 metri sgorga l'acqua, scende in queste vasche naturali, le posso definire tali, e a un certo punto si va ad affluire con un fiume. Che cosa succede esattamente? Questo è un torrente, siamo nel tratto terminale di un torrente che confluisce nel torrente principale che è il torrente Mis, e in questo tratto la particolarità degli strati rocciosi ha fatto sì che si formassero una serie di marmitte di evorsione. Marmitte di? Evorsione. E si tratta niente più né meno che appunto vasche naturali scavate dall'acqua impetuosa del torrente, che trasportando con sé numerosi detriti va ad asportare piano piano nella parte sul fondo di queste vasche e tutto attorno la roccia, per cui queste vasche nel tempo si modificano, cambiano, si approfondiscono. La più profonda arriva a anche più di 4 metri. Naturalmente, come diciamo in questi casi, questo è un patrimonio di tutti, no? Non solo delle popolazioni locali, ma è diventato, assieme a altre zone dolomitiche limitrofe, patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Qui si chiude la nostra trasmissione, noi ci fermiamo un paio di minuti ancora a respirare questa bellissima realtà e rinnovo l'appuntamento per la prossima trasmissione. A tutti quanti voi un saluto, arrivederci.